La rabbia dei lavoratori di Abbanoa, 1300 in tutta la Sardegna, contratti economicamente parlando che sono stati tagliati negli anni, premi di produttività che non ci sono e tanto lavoro da fare soprattutto in questo periodo di Covid. Francesco Garau, CGIL, cosa sta capitando? L'abbiamo già detto, cosa chiedete? Chiediamo che la società abbia un futuro. Per avere un futuro deve avere anche l'organico completamente ripristinato. Mancano circa 300 persone al ripristino dell'organico, per cui questo significa dare futuro alla società. Un futuro alla società che voi vedete totalmente a tinte fosche. I lavoratori dicono: a noi ci è stato tagliato lo stipendio da quando siamo entrati in Abbanoa, anche della metà, premi di produttività mai visti, e però le ore che facciamo sono sempre le stesse. È paradossale che una società di queste dimensioni a livello regionale non abbia istituito un premio del risultato. È quello che chiediamo da anni, ci siamo appellati a questo nuovo CDA e alla Regione per fare nuovamente delle politiche industriali serie per una società seria. L'età media dei lavoratori è comunque super giù di 50 anni. Sì, c'è un'età media elevata, quindi bisogna pensare al futuro di questa società, ai ricambi generazionali e ai ricambi di professionalità dei lavoratori di Abbanoa. Noi puntiamo a questa società che deve avere un disegno e un'organizzazione per presidiare questo servizio importantissimo dal punto di vista della concessione che ha. Il servizio ha una scadenza 2025, questa non è una società che può ragionare giorno per giorno, ma deve fare programmi a medio e lungo termine. La lamentela chiaramente dei lavoratori c'è quella appunto delle stesse ore, di una paga in alcuni casi abbiamo sentito dimezzata, di nessuna garanzia, comunque quasi di un vivere e lavorare meglio giorno per giorno. Sì, questa è una società che ha molti lavoratori interinali che non hanno garanzia di un futuro. Noi stiamo chiedendo anche la stabilizzazione anche attraverso selezioni di questi lavoratori, proprio perché non vengano disperse le professionalità. C'è un problema di livelli di inquadramento, ci sono persone che sono assunte da 10-15 anni e hanno maturato le professionalità e non vedono dei livelli di inquadramento adeguati rispetto al contratto collettivo di lavoro. Cioè non vedono uno stipendio superiore, Uno stipendio poche parole. superiore, sì. Ok.